gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Adoramus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus Illi, propter maniam gloriam Tua. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipete peccationem nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, odianto solus sanctos, o solus Dominus, o solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Preghiamo. O Dio, che ci dai la gioia di rivivere ogni anno la resurrezione del Signore, fa che mediante la liturgia pasquale che celebriamo nel tempo possiamo giungere alla gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita. Lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio detta Bella per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, li pregava per avere una elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina». Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a camminare ed entrò con loro nel Tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio, e riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del Tempio, e furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. A Lui cantate, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Gloriatevi del suo santo nome. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza. Ricercate sempre il suo volto. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto. È Lui il Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per 1000 generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, 2 dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo, ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai di ciò che vi è accaduto in questi giorni. Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità